Alle nostre spalle la scenografia dell'allestimento della 12ª notte di Shakespeare. Glauco Mauri, un rapporto di artista, di uomo di spettacolo tutto particolare con i giovani. Sì, perché io credo che bisogna far capire, specialmente ai giovani, che il teatro non è sempre sinonimo di noia, come purtroppo capita di sentirci dire. Far capire a tutti, ai giovani, sia di età e anche di cuore, che il teatro è una specie di palestra utilissima per irrobustire il cervello della gente e per arricchire i cuori della gente. Il concetto che abbiamo sentito da Glauco Mauri, autore e regista unanimemente apprezzato, così facile da esprimere ma così difficile da applicare, è stato il filo conduttore di un incontro che lo stesso Mauri, l'attore Vittorio Franceschi e il regista Marco Sciaccaluga hanno avuto con gli studenti delle scuole di Treviso stamattina al Teatro Comunale. Argomento ufficiale le opere dell'impareggiabile William Shakespeare, ma i protagonisti hanno subito voluto sdrammatizzare, rompendo così un muro di disinteresse che poco prima ci aveva fatto desistere sconsolati dal chiedere ad alcuni giovani in platea cosa si aspettassero dall'esperienza che stavano per fare. Molto spesso si abbina la cultura teatro alla noia, il che non è affatto vero. Ci si può annoiare anche per una partita di calcio, quando una partita di calcio è brutta, che ci si annoia anche a teatro se si assiste da un poco spettacolo. I tre artisti, splendide la loro dialettica e comunicatività, hanno così raccontato con aneddoti personali e curiosità di ogni tipo il mondo del teatro, il teatro stesso, stimolati da una lunga serie di domande che i ragazzini di una scuola media avevano loro fatto pervenire per iscritto. Glauco Mauri ha dato così un saggio impareggiabile di come il mondo dell'arte e del teatro debbano e possano avvicinarsi a giovani, spesso poco attratti da un certo tipo di cultura spettacolo. Il teatro è cultura, è storia, è palestra per la mente e per la vita, ma per tutti può e deve essere anche divertimento. Certo, ma il teatro deve essere divertimento. Guardi, non a caso in questi ultimi anni, ad esempio, i giovani propri hanno scoperto certe manifestazioni di spettacolo che prima era out per loro, ad esempio la danza classica, ad esempio i concerti, ad esempio la lirica. Cioè bisogna far capire ai giovani che ci si diverte andando a ballare, fare lo sport, ascoltare i Beatles o cantanti moderni, ma che ci si può divertire anche ascoltando Beethoven, andando a vedere uno spettacolo di prosa.